La città di Favara balza spesso agli onori della cronaca per eventi e situazioni poco piacevoli. Oggi invece vi vogliamo parlare di una realtà viva e presente, ovvero il volontariato. Numerose infatti in città le associazioni che grazie allo spirito di sacrificio dei propri volontari offrono servizio in favore della collettività. Parlando di assistenza sanitaria, vogliamo far conoscere una delle ultime associazioni che sono nate a Favara, ovvero i Nostri Due Angeli, fondata da Nadia Mattina e Antonio Nobile, rispettivamente presidente e vice. L'associazione, con sede in Via Italia, è dotata di personale medico e paramedico qualificato e, tra le altre cose, offre anche assistenza sanitaria domiciliare e ospedaliera e trasporto in vermi. Ormai ci sono molte famiglie che siamo un punto di riferimento per loro. Gente sola, disabili, anziani, che non hanno famiglia, non hanno figli e noi ci occupiamo di loro a 360 gradi, dall'igiene personale alle disbrigo pratiche, andiamo dal dottore, andiamo a prendere le medicine, e alla posta a pagare un semplice bollettino. Gli diamo in prestito il lettino col materazzino antidecupido, la sedia a rotelle, così poi magari sbrighiamo la pratica, se non ce l'hanno gliela facciamo dare gratuitamente. Diamo vivere a persone bisognose, medicine, pannolini, traversi. Recentemente l'associazione ha acquistato una speciale e veloce automedica che facilita le operazioni di primo soccorso. Noi offriamo pure dell'assistenza sanitaria nelle manifestazioni degli enti pubblici. Naturalmente un servizio completo di personale qualificato e offriamo un servizio 24 su 24 ore, sempre disponibili con la massima professionalità e serietà.